Bene, buonasera. Per me è una serata particolare perché sono qua, come dire, sia in veste di Librerie Italipost, ma anche come editore di questo libro che con Franco Mosconi abbiamo voluto pubblicare su un tema che ci è molto caro. Ehm, Non so, per parlare di un altro libro, e cioè quello di Stefano Allievi, che peraltro presenteremo qui lunedì prossimo, che si intitola Il dizionario del Nord-Est. Allievi in sostanza, come dire, ragiona su un ex modello che era quello del Nord-Est, che è entrato, come dire, in una crisi, un momento, come dire, di passaggio. Uh, Proprio come dire il fatto di aver vissuto il modello nord-est ci ha portato negli ultimi anni, grazie alle ricerche che Franco svolge, ma anche a quelle che svolgiamo attraverso le indagini sulle imprese champion, a vedere dei numeri che nel corso degli anni erano assolutamente crescenti a favore dell'Emilia Romagna, in particolare dell'Emilia. Imprese che crescono mediamente dell'1-1,5% in più l'anno rispetto a quelle sia lombarde che quelle venete. Il dato dell'export da alcuni anni l'Emilia Romagna ha superato anche in assoluto quello del Veneto e comunque è il dato pro capite diciamo più alto a livello nazionale, e questo ha fatto sì che ci siamo interrogati, posso usare il plurale Franco se mi concedi, eh, sul perché questo stava accadendo. Non è un tema di innamoramento di un modello piuttosto che di un altro, ma di una osservazione attenta, oggettiva su quelle che sono una serie di dinamiche. Da questi dati ne è nata, diciamo, l'esigenza di provare a raccontare un modello che, come tutti i modelli, ha anche i suoi lati magari, come dire, critici. Franco ne accenna nell'ultima parte del libro, ma che sembra indicare una strada per l'industria italiana per crescere. Se ne parla poco di quello che è diventato l'Emilia in questi anni. Volevamo mettere a fuoco questo elemento perché, come c'è stata tanta, come dire, narrativa, perfino retorica sui modelli del nord-ovest e del nord-est, non avere sufficiente attenzione per quello che è successo in questi anni in Emilia-Romagna ci sembrava un errore. Io ringrazio naturalmente l'autore perché è stato un libro faticoso, quasi un anno di gestazione. Ringrazio Alberto Baban e Luca Romano, con i quali spesso abbiamo discusso di tutto questo, e ringrazio doppiamente, lo faccio io al posto di Franco, Alessandro Russello, perché Franco è editorialista del Corriere di Bologna, qualche volta anche del Corriere del Veneto, e perché Alessandro Russello, come dire, con questo due osservatori, quello bolognese emiliano e quello veneto, era sicuramente la persona. Sì, 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 insomma adesso, no vabbè, se facciamo l'elenco non finisce più. Esatto, era sicuramente la persona più adatta per condurre questo incontro. A te, Alessandro. Grazie, grazie, no. Ringrazio Italipost. Anche io mi sento in redazione qui perché abbiamo Franco Mosconi, che è un nostro editorialista che scrive a Bologna, anche in Veneto, Luca Romano, un nostro editorialista, Alberto Baban è uno dei primi con i quali abbiamo costruito i tavoli per la creazione di Corriere Innovazione e poi di Corriere Imprese, ed è il nostro praticamente Giovanni Costa, che è dal primo giorno in cui è nato il Corriere del Veneto, editorialista del Corriere del Veneto, Alessandro Zuin, che è con noi, che è il coordinatore di Corriere Imprese, e quindi con Italipost, con il quale collaboriamo, quindi mi sembra veramente di essere in redazione. Per cui io farò girare un po' il microfono dicendo solo due cose dalla mia piccola esperienza, anche ne abbiamo parlato insieme, di direttore di questi dorsi e anche del Corriere di Bologna, dove tu scrivi spesso, però
tuoi pezzi sai che girano anche nel tutto il nord-est, compreso il Veneto e l'Emilia Romagna, compresi quelli del professor Costa. Volevo dire che il tema del modello, come ha detto anche Filiberto, è un tema, i modelli nascono, muoiono, hanno la loro, però insomma è indubbiamente un modello tosto quello emiliano, che è un modello reticolare, un modello, no, molto comunitario, cioè pensate solo al fatto che ragionavamo più spesso con i miei ragioni in redazione parlando dell'Emilia Romagna dove è nata la politica. È nato il socialismo, è nato il comunismo, è nato il fascismo, è nato il grillismo, è nato il prodismo ed è anche morto. Capito? Sono nate le sardine. Quindi e soprattutto questo miracolo, tra virgolette, economico innovativo, nasce in una regione governata sempre dalla sinistra. Quindi la cosa curiosa, voglio dire, è come e nasce comunque da un partito che nella metà degli anni 70 aveva un ufficio con una decina di funzionari, no, che si occupavano di impresa. Quindi mi pare che il lavoro tuo, Franco, sia legato chiaramente al racconto di un modello imprenditoriale, ma che sta in piedi perché c'è anche un cotè politico, amministrativo, culturale, per non parlare dell'università, dell'alma mater, cioè questo mi pare, no, un po' l'Emilia Romagna sia, poi lo chiederemo, quindi ti chiedo adesso un po' di raccontare il perché di questo libro, raccontarne un po' e poi chiederò, mi piacerebbe affrontare anche un po' sia con Luca che con Alberto, tu hai in che aziende in Emilia Romagna, Luca è uno che studia i sistemi, un po' qual è il rapporto, la differenza oggi tra il modello emiliano e quello veneto, che ogni tanto si matchano, però insomma stiamo parlando di due cose diverse ma anche contigue e che, voglio dire, fanno anche delle cose insieme. Per cui io ti passerei subito la parola, grazie per essere qui e grazie soprattutto a loro che sono venuti a sentirci. Grazie Alessandro, grazie ai due amici che sono qui seduti con me, che ho il piacere di conoscere da prima di questa serata. Grazie a Filiberto, adesso sarà stato chiamato da qualche urgenza, ma... Ah no, eccolo. Ah, non si è messo nelle due seggiole qua. No, una cosa di metodo e una o due cose di sostanza, perché mi hai preso in contropiede. Io speravo che parlassero prima Luca Romano e Alberto Baban, così io mi limitavo a commentare. Invece, allora, di metodo, se avessi ripubblicato tout court gli editoriali scritti principalmente per il Corriere di Bologna, in alcuni casi per l'economia del Corriere della Sera, non avrei chiesto a Filiberto lo sforzo di pubblicare questo libro. Sono la base di partenza, quegli editoriali, che però hanno subito tali e tanti rimaneggiamenti e soprattutto arricchimenti, nel senso che ho cercato di inquadrarli in una storia più grande, che insomma lo sforzo c'è stato. Ovviamente ho preso un periodo di tempo. Quando Filiberto venne a trovarmi a Parma nel luglio, non di adesso, luglio 2021, emisi tutti gli articoli, andammo in un'aula della facoltà, perché nello studio, mi ricordo che decidemmo di prenderli dal 2020 in poi, perché con la pandemia era inutile usare degli articoli pubblicati sul Corriere di Bologna prima della pandemia. Con la pandemia è cambiato tutto e quindi di fatto gli articoli usati come materia prima vanno dal gennaio 2020 al novembre-dicembre 2022. Io ho finito il libro durante le vacanze di Natale, era l'unico momento in cui, appunto, qual è il rischio di ripubblicare gli articoli? Che se sei uno che negli editoriali ti ripeti, ripubblicandoli ti beccano con le mani nel sacco. Io ho l'unica presunzione che credo che ho, chi mi conosce sa che ho un carattere tutt'altro che presuntuoso, penso che grazie alla palestra del Corriere di Bologna, a cui sono molto affezionato,
perché io ho studiato a Bologna e ho vissuto tanti anni a Bologna, pur essendo nato in un piccolo paese della Romagna, però di quella Romagna del Granducato. La propaggine verso il mio comune era, diciamo, il confine fra Granducato di Toscana e Stato Pontificio. Da Sarsina, chi conosce un po' la Romagna, era Stato Pontificio. Fino a Bagno di Romagna era Granducato di Toscana. Io sono nato a Bagno di Romagna e le foreste casentinesi è come che abbiano scritto il buon governo del Granduca, cioè quelle foreste che parlano per se stesse. Ecco, credo di scrivere di tanti argomenti, non necessariamente economici, perché se vuoi fare l'editorialista in un giornale importante come il Corriere di Bologna, che a Bologna ha un ruolo, è nato nel 2007, era direttore Paolo Mieli, è stato lanciato nel gennaio del 2007, è un giornale fatto benissimo, perché Alessandro, con la redazione che ha a Bologna, per giudizio di tantissime persone in città, fanno un giornale splendido, e allora è uno stimolo continuo. Per me, che non vivo più a Bologna e non insegno all'Alma Mater, è un esercizio intellettuale importante seguire il dibattito in città, e sinceramente credo che alcuni argomenti di averli trattato un po' in anticipo rispetto alla loro. Quindi fare un libro così è rischioso, però insomma spero che l'esercizio sia riuscito dal punto di vista metodologico. La sostanza. Tra me e Filiberto c'è una differenza. Lui è affezionato al titolo, io sono affezionato al sottotitolo. Quindi diciamo che per avere la soddisfazione completa, perché a un certo punto mi ha detto ti tolgo il sottotitolo, lì gli ho fatto un permalo che mi sembrava di essere tornato bambino quando i miei genitori mi rimproveravano. Perché, scherzi a parte, imprese innovative e spirito di comunità coglie quello che Alessandro ha detto prima nell'introdurre, cioè che le imprese emiliane siano innovative, è oggi dimostrato il presidio di tutte le nuove traiettorie tecnologiche. Le scienze della vita è una traiettoria tecnologica? Bene, in Emilia-Romagna è forte la farmaceutica e il biomedicale. La meccatronica più il digitale è una traiettoria tecnologica? Bene, l'Emilia-Romagna è la capitale della meccatronica, e con la Data Valley in gestazione a Bologna, oramai pressoché ultimato, il grande tecnopolo significativamente visitato, e lo ricordo, dal Presidente del Consiglio Draghi nella sua prima visita fuori Roma. È stata quando Draghi disse oggi è la prima volta che sono fuori da Roma, era al Tecnopolo di Bologna, e lì è anche plasticamente l'idea che la meccanica e l'elettronica, che già erano fuse, si uniscono adesso al digitale e all'elaborazione dei dati. Poi tutti i settori che per convenzione noi chiamiamo tradizionali, ma perché non c'è un altro modo di chiamarli, la moda, l'arredo casa, l'alimentare, hanno subito un processo di upgrading qualitativo notevolissimo. I prodotti emiliano-romagnoli sono quasi sempre nella fascia alta, se non altissima, del mercato, perché contengono tanta tecnologia, contengono tanto design o, come sovente accade, una combinazione di tecnologia e di design. Quindi le imprese sono innovative. Il dato sul numero di brevetti per abitante, il record nelle esportazioni pro capite fra le regioni italiane ed essere la prima regione italiana nella graduatoria della Commissione europea sulle regioni europee per grado di innovazione, sono tre evidenze empiriche che, insomma, se fossimo in un'aula di tribunale diremmo, al di là di ogni ragionevole dubbio, è una regione molto innovativa grazie in primis alle sue imprese. Ma, e concludo rapidamente, ne parla anche Di Vico stamane nella sua recensione sull'economia, lo spirito di comunità. Questa
l'attitudine a cooperare fra imprese per progetti utili alla comunità non è una cosa banale, perché sono sanamente concorrenti sui mercati, come giusto che sia. Ma quando la città in cui operano, il distretto in cui crescono, si pongono un obiettivo di sistema utile per la collettività, queste stesse imprese che competono sui mercati lavorano assieme. La rete degli ITS emiliano-romagnoli, citati a esempio dal PNRR per come si dovrebbero fare gli ITS, quindi una fonte imparziale, il PNRR missione numero 4, quando dice c'è 1,5 miliardi per espandere in Italia gli ITS e per avvicinarci al modello tedesco, diciamo così, cita espressamente la rete degli ITS emiliano-romagnoli. Ma sono venuti bene perché qualche funzionario della regione ha avuto la ricetta magica? No, perché li hanno fatti assieme il liceo delle scienze applicate o l'istituto tecnico industriale che c'era in quella città, più l'università, più la regione, più l'associazione degli imprenditori e più le importanti imprese. Faccio l'esempio degli ITS per dire che è quello in cui questa idea di lavorare assieme è venuta maturando e poi il Tecnopolo e la regione. E il Tecnopolo, e poi c'è il Tecnopolo senza questo spirito di collaborazione. Mi pare che ci hanno messo 200-300 milioni. 200-300 milioni. C'è una delle pochissime tabelle del libro, perché non riuscivo, ho parlato con tutti quelli con cui potevo parlare, ma era impossibile spiegare tutto quello che c'è nel Tecnopolo. Allora, il loro sito lo fa con un progetto bellissimo, no? Con il rendering, ma io mica potevo pubblicare quello. E allora ho trasformato quel meraviglioso rendering che è sul sito della fondazione IFAB in una tabella in cui metto tutto quello che c'è dentro. Ecco, scorretela quella tabella. Lì è proprio l'idea di come io intendo lo spirito di comunità. Mettersi assieme su progetti condivisi. Concludo con un'annotazione: il ruolo della regione è naturalmente importante. La regione Emilia-Romagna ha 4 o 5 leggi che si sono venute stratificando negli anni, quindi non è un elogio a Bonaccini che non ha bisogno dei miei elogi. Beh, in questo momento sì, ne avrebbe un po' di bisogno. No, va bene. C'è la legge per l'attrazione degli investimenti, la nuovissima legge per l'attrazione dei talenti, le leggi per la ricerca industriale, le leggi per i tecnopoli. C'è tutto un ventaglio di provvedimenti che possiamo chiamare di nuova politica industriale di base regionale. Che cos'è o che cosa dovrebbe essere la nuova politica industriale? Aiutare negli investimenti in conoscenza, la ricerca e sviluppo, il capitale umano e le tecnologie dell'informazione. Queste leggi fanno esattamente queste 3 cose. Non è l'Emilia Felix, io nel libro lo dico a scanso di equivoci, non meno che di 2 o 3 volte, ammesso e non concesso che un tempo ci sia stata, oggi non è l'Emilia Felix, perché le diseguaglianze, per citarne una, sono anche da noi, ma certo è una regione che è un terreno fertile per l'attività imprenditoriale. Benissimo. Io darei la parola a te, Alberto, perché tu sei un imprenditore nordestino, hai avuto una bella e grande esperienza a livello nazionale con la presidenza delle piccole imprese, hai aziende in Veneto, hai aziende in Emilia-Romagna e volevo chiederti qual è il tuo, diciamo, cosa pensi dell'illustrazione di questo modello e, diciamo così, cosa pensi invece del modello Veneto, se c'è ancora un modello, la differenza che c'è fra l'imprenditore veneto e quello emiliano, cioè l'imprenditore veneto è più schumpeteriano, quello emiliano è schumpeteriano, però anche sistemico, perché noi qua si nasconde, là si apre, cioè tu che sei un imprenditore che si è anche fatto da solo, dici un po' del modello emiliano, un po' del modello veneto, cosa pensi un po' di tutte e due
E cosa vedi anche? La parola modello ti fa paura? È una parola pronunciabile, perché poi, come diceva anche Franco nel suo libro, giustamente Franco nel suo libro, i modelli nascono, però no, nel tempo si adeguano, cambiano, perché il mondo sta cambiando Anzi, con una velocità quando pazzesca. diventano modelli diventano Diventano pericolosi. pericolosi. Beh sì, in impresa si dice benchmark, il modello ideale, e ci siamo sempre riferiti a quello tedesco, più che altro abbiamo visto poco quelli di casa nostra. In realtà è verissimo, i primi anni 20 li ha vinti l'Emilia, non c'è dubbio, e quindi si è spostato, perché la verità insomma che l'asse si è spostato da nord-ovest a nord-est, anche se il nord-est ha questa accezione particolare, cioè l'Emilia rispetto al Veneto è quel qualcosa di più. E ha indovinato i primi anni 20, perché il tema dei modelli funzionano quando la linea è retta o magari ascendente, quindi la vuoi prendere perché è quella l'indicazione, ti dà la direttrice. Io sono assolutamente convinto che da adesso in poi il gioco è completamente diverso e quindi i modelli non sono replicabili, perché stanno cambiando tante regole. E quindi io dico ha vinto i primi anni 20, questo non c'è dubbio. È molto curioso perché i due territori non sono contigui, perché c'è questo territorio di nessuno, cioè il nord ferrarese e il sud del Veneto, cioè il Robigotto, che sono fatalità, le due parti che tutto sommato sono meno industrializzate, le parti più povere dal punto di vista relativo ovviamente. E quindi è strano perché in realtà non sono così contigui, hanno un'autostrada pessima di collegamento, quindi tra l'altro rifiutano anche il fatto di collegarsi meglio, perché evidentemente nessuno spinge per fare una 3 corsie decente e collegare due territori così importanti. E hanno distretti relativamente contigui, perché effettivamente ci sono la parte delle filiere o distretti produttivi che hanno delle sue specializzazioni, e quindi in Emilia-Romagna c'è la Packaging Valley, per esempio, che in Veneto c'è, ma non così precisamente definita in un certo tipo di territorio. Anzi, lì ci sono delle imprese vincenti che hanno fatto loro una dimensione che è la parte più relativa per il modello di imprese per vincere, e quindi sono arrivati molto prima di altre regioni, e sono vincenti perché tutto sommato sono relazionate tra di loro, quindi il farmaceutico emiliano funziona perché c'è la Packaging Valley, perché in realtà non è, è un farmaceutico da pillole, insomma, fanno compresse o fanno, non c'è ricerca biologica o biotecnologica, quello è da un'altra parte del mondo. Funziona molto bene, ci sono aziende molto importanti, però se volessimo allargare la sfida, inevitabilmente se andassimo a vedere oltre il confine, il tema è un altro. E come per esempio la Packaging Valley è stata in un certo senso contaminata dalla Sassuolese, quindi è partita dalla ceramica, sono citati dei casi tipo la System eccetera, o la Coesia, che poi hanno sbordato, o la Sacmi stessa, che poi hanno sbordato sulla parte Packaging Valley con l'emersione di alcuni prodotti, insomma passare da bustine da tè che faceva la IMA ai prodotti con la Philip Morris, con le nuove sigarette elettroniche eccetera, quindi c'è stata contiguità e continuità da questo punto di vista. Quindi in realtà ci sono alcuni distretti che hanno sicuramente vinto, e con questa unicità che è l'evoluzione del modello cooperativistico che nasce lì, tra la Toscana e l'Emilia, che non c'era in Veneto, in buona sostanza, e lì ci sono grosse aziende, ci sono delle aziende particolari, tipo la FAC, che addirittura ancora comandata dalla Chiesa, che è l'azienda enorme della Curia, è di proprietà della Curia, oppure la SACMI, che comunque è un'azienda cooperativa. Ci sono le multi-utilities, perché noi non ce l'abbiamo le dimensioni di una multi-utilities come era, che hanno vinto, perché qui ci sono le banche, perché non sono citate, e noi non ce le abbiamo più le banche. Quindi in tutto sommato bisogna dire che è il sistema che ha funzionato. Di chi è questa responsabilità? Degli imprenditori, dei politici in Veneto? Beh, allora la guida... allora, non è che il Veneto ha un PIL che è superiore, mi pare, no, era superiore a quello dell'Emilia, o è ancora superiore? È ancora superiore. È ancora Prima superiore, Lombardia, però gli abitanti l'Emilia sono Romagna lì è più circa. innovativa. Sì. Però allora, allora, se l'Emilia Romagna è questo, ha questo modello reticolare di distretto, la politica è vicina, l'amministrazione è vicina, l'imprenditore ontologicamente emiliano, ontologicamente è un imprenditore collaborativo. È la prima grande pecca dell'imprenditore veneto, quella di aver lavorato in modo un po' più anarchico.
è una cosa non nuova, l'abbiamo anche raccontata Certo. 1000 volte. Dov'è, voglio dire, il limite allora del modello Veneto? Perché avrà anche Sì. dei meriti, sicuramente li ha avuti. Dov'è il limite del modello Veneto? Cosa stiamo sbagliando? Tu che sei andato lì, cioè, che, insomma, hai visto, no? Di fronte, hai guardato a diverse situazioni. Dov'è il limite? È un limite, è un limite imprenditoriale, associativo imprenditoriale, un limite politico? Si parlano troppo poco i soggetti? Beh, allora, C'è campanilismo, provincialismo quando ancora? parliamo di collaborazione o comunque cooperazione da questo punto di vista, non si fa tra settori, cioè tra categorie omogenee, quindi non è un tema degli imprenditori. È qualcosa, quando funziona qualcosa è un ecosistema che funziona. E lì ha funzionato di più sicuramente la parte politica, sicuramente la parte di integrazione accademica. Ci sono delle funzioni proprio dell'Università di Bologna che ha indovinato molte cose in cooperazione con l'economia locale, quindi con le imprese locali. Quindi non la metterei sul piano di comparazione tra imprenditoria o imprenditività. Io credo che abbia funzionato di più il sistema, anzi sono certo che abbia funzionato di più. Quindi la responsabilità è sicuramente la politica, però ricordiamoci che i politici li scegliamo noi, quindi la responsabilità ovviamente è del comportamento del cittadino o comunque Beh, tu dell'attitudine sei del anche sceso in cittadino. politica per tentare di Sì, esatto, sì. cambiare probabilmente, no? Sì, Ma, come fanno tutti, dopo so che sei... non sei in prima linea, però voglio dire... Beh sì, perché evidentemente nei grandi momenti di cambiamento effettivamente puoi stare da una parte così a criticare o puoi stare dall'altra parte e dire vabbè provo a contribuire. Però l'elemento particolare, io il libro l'ho letto come sottolineavo, di solito non si fa, però, perché è sempre complicato leggere una cosa del genere e mi interessa perché ci moltissimo interroga poi lui, perché cioè, faccio diventa un dire, pagina... manuale, ma perché come imprenditore io sono interessato a riuscire a capire se c'è qualcosa che funziona per me egoisticamente, se posso copiare qualcosa di interessante. Però ti devo dire che per esempio se andessimo a fare una classifica del 22, il 22 è un anno stranissimo, dove alcune aziende sono schizzate e quindi vanno fuori statistica. Ci sono aziende che hanno sfondato dei numeri che non avevano mai fatto prima, perché c'è stata un'anomalia che era... Fammi esempi, settore... beh, non so, qui nel Trevigiano la De Longhi ha sfondato i 3 miliardi, ma qui ormai sopra il billions, in Veneto ce ne sono veramente tanti, di nuovissimi, dalla Stevanato, la Calzedonia che fa 2 miliardi e mezzo, insomma qui sono citati il 1,5 miliardi della IMA, della SACMI, tantissime, ma se andassimo a vedere in comparazione, qui c'è una rincorsa. E quindi quello lì non funziona più. Tu dici che... Sì, 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 sì. Ma secondo te Quel confronto non funziona più. quindi è un limite storico quello della politica in Veneto? Cioè parliamo, voglio Beh, dire, dalla non democrazia abbiamo cristiana in esempi poi? alternativi perché la politica vive di stato di continuità da 30 anni qui in Veneto, quindi non è che forse è meglio un modello diverso rispetto all'altro, perché non abbiamo mai provato un modello diverso. Beh, insomma, Quindi, prima con la democrazia, con il pentapartito, la democrazia cristiana, ma qui diciamo il stiamo leghismo in parlando salsa di... veneta, diciamo, tu quindi alludi a in un certo questo? senso Sì, 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 sì. c'ha alcune derive, ma poi alla fine è ancora una mano lunga democristiana, alla fine siamo questa roba qui noi, che i più bravi sapranno definirlo meglio, però insomma ci sta bene stare con i piedi in due staffe senza nessun dubbio. Quindi il tema è, secondo me, di grande interesse e che io sono interessato a vedere anche egoisticamente dal punto di vista imprenditoriale, è se effettivamente questa cosa è da copiare perché è un modello replicabile e quindi la parola modello ci sta da questo punto di vista, però io sono assolutamente convinto, barra terrorizzato, che siccome i modelli non sono più replicabili, vada adesso a disegnarsi quello che è l'elemento molto nuovo. E diciamo la parte del digitale, okay, E è cosa una vedi parola tu? E così cosa vedi tu sfruttata. davanti? Cosa vedi Beh, davanti? allora per la prima volta ci sono degli elementi settoriali che incidono con degli elementi di novità, cioè che le mega politiche mondo hanno degli orientamenti settoriali. Per esempio qui in Veneto c'è la Valle del caldo e del freddo, quindi le pompe di calore eccetera, è uno dei settori più premiati in assoluto per il prossimo quinquennio, per una questione di transizione ecologica, e qui abbiamo subito dei fallimenti mostruosi con 2 grosse aziende veronesi che hanno cambiato di mano, ma se erano andate Riello. Riello e Ferroli, che adesso sono dei giganti, Baxi, insomma, adesso, ma perché? Perché il mercato premia come non mai.
Noi abbiamo vissuto i primi 20 anni con una fase di competizione, di globalizzazione estrema, con il fiato molto corto, delocalizzazioni, disperazione, andiamo di qua, andiamo in Romania, andiamo a farcela da qualsiasi altra parte pur di stare sul mercato. Adesso, calma un attimo, adesso c'è un probabile reshoring che non è un profilo etico di dire dai, aiutiamoci Ci a casa conviene. nostra, e che proprio spesso non ci sono alternative, perché abbiamo preso una bordata del secondo semestre 21 che ci fa un po' paura, perché se succede in continuità la mancanza di merce di transito dall'Asia, piuttosto che i costi che c'erano di arrivo dall'Asia, i costi delle materie prime non sono più scesi. Il sistema inflattivo, che è la definizione, l'inflazione era partita con costi energetici, si è trasferita sul prodotto e non sta più tornando indietro, non torna indietro, scordiamocelo, non torna indietro nel 23. Anche le attività che stanno facendo a livello di costo di denaro non funzionano, sono state tardive e adesso sono dannose. Quindi in questo tipo di elemento il mondo, caspita, è completamente nuovo, si premiano alcuni settori. Non so, ti faccio un esempio di un'azienda che ha anche degli interessi in Veneto, un po' in Emilia, ma un po' dappertutto, ma non so, qual è la più grande azienda italiana? Lascia stare le banche, lascia stare le assicurazioni, le generali, eccetera. Ma che, non so, ci viene in mente, non so, Tenaris, che è una roba da 30 miliardi di euro. È la Duferco, che è passata da 25 miliardi del 21 a 45 miliardi del 22. Ma tu non puoi passare da 25 a 40, è inconcepibile. Se ti premi al mercato, se il mercato ti consente un salto così in alto dal punto di vista, sì, c'è dentro dell'energia, quindi figuriamoci, ma c'è dentro anche nel fatturato di Era la stessa identica cosa. Sì, cioè sono risorse, sono disponibilità infinite, quindi a volte addirittura è cassa spendibile, a volte può generare un ciclo attivo propositivo che non ce la fai in 20 anni di carriera della tua azienda, è impossibile, è proprio logicamente impossibile. Quindi dico attenzione, perché a questo punto, siccome i modelli sono irreplicabili, si inserisce sulla complessità ovviamente dell'elemento tecnologico, che è disruptive per concezione, quindi siamo nell'era oltre il 4.0, quindi siamo in evoluzione particolare, con degli elementi drammatici, tipo ovviamente la questione di riuscire ad essere attrattivi per i nostri talenti, degli elementi demografici che lo patisce l'Emilia, il Veneto, figuriamoci. Questo è un tema enorme, direi. Degli Visto elementi oggi di il click mancanza di risorse su tutto, cioè, degli elementi finisco, degli elementi di qualcosa che risulta finito. Non si può più pensare che esista un numero illimitato per andare a visitare Venezia, non se ne può più di quelli che ci sono adesso, che arrivano adesso, non se ne può, scordatelo, non ce ne sta il doppio. È inutile essere attrattivi in quel posto lì, perché non ce ne sta, ma è nuovissima questa cosa. Ne abbiamo parlato per sempre, però dopo alla fine è una cosa che, sì, però non li che fermi, quando... non li fermi, E non tra puoi l'altro, cioè se il mercato è il e tra- mercato, Venezia è mercato e la arriveranno scorsa sempre. settimana sono cominciati ad uscire gli articoli a livello internazionale che è ripreso il turismo cinese e ci sono le statistiche sul turismo. Occhio, perché quando c'è un flusso di turismo che parla di i primi 8 milioni che partono, ma una cifra che può arrivare intorno ai 200 milioni di visitatori, beh insomma, basta che ne arrivi un pezzettino qui e ti stravolge, perché poi le destinazioni sono sempre le stesse. Quindi in una logica dove c'è per la prima volta, manca qualcosa, mancano le risorse, mancano le materie prime, manca la risorsa che è più importante, che è il capitale umano, manca la destinazione di alcuni mercati si trasformano, perché l'interrogativo sarebbe capire che cos'è la Motor Valley domani mattina. Ma Tanto non si può chiamare così. oggi un imprenditore, a quanto si guarda oggi? A 2, a 5, a 10, a 20? Perché è un allora, mercato sregolatore quello di cui guarda, parli, perché 8 su c'è 10, questione di quella parola che comincia con la C, perché certo, voglio dire, no, 8 su uno fa 10 tanti sono progetti. tremendamente fortunati. Punto. Questo che dici tu è fattore 8 C. su 10 sono C, assolutamente quindi e cosa possono progetti? raccontartela, per venire qui e dirti che sono stati meravigliosi, bravissimi, sono fortunatissimi. Però è chiaro che hanno costruito quel sedime necessario, però oggi, non so, vuoi aprire una grande azienda in Veneto e a questo punto dici ho bisogno di, facciamo così, 5.000 persone e 200.000 metri quadrati per fare una produzione manifatturiera o semifatturiera. Non c'è un sito produttivo così grande e disponibile e non ci sono 5.000 l'altro persone giorno domani con mattina. Leopoldo Destro a pranzo e parlavamo di questo ritorno all'America. Cioè che in America, se chiedi dire, a alcuni imprenditori che vanno,
vanno in America, arrivano, li aspettano all'aeroporto, c'è il governatore, il sindaco, l'architetto, ti dicono, beh, quanto 6 mesi ti fanno un'impresa. C'è anche questo aspetto, quindi Certo, l'America è un l'inter- continente, una nel- nazione giovane, hanno nostra i giovani, hanno gli internazionale, spazi, no, ma è il problema dello spazio, qui spazio non abbiamo più. hanno i Quindi mercati. tu dici hanno spazi e mercati, quindi conviene internazionalizzare e andare. In un certo senso c'è una costruzione ovviamente di alcune cose che sono obbligatorie, quindi non mi stupisce per esempio questo numero così importante dell'export. Però bisogna stare attenti, perché se l'export in un certo senso va sempre visto, perché non è un numero costante e continuo, è sempre messo a rischio da situazioni geopolitiche molto complesse, che anche questa è una cosa molto nuova. Quindi in realtà a me piacerebbe dire, siccome hanno vinto loro, sai cosa facciamo? Mettiamoci qui, andiamo a copiarcelo perché è la cosa migliore. Comunque tu lo copieresti oggi il modello. Alcuni aspetti che abbiano vinto i primi anni 20, senza dubbio, rispetto ovviamente al modello veneto. Copiare l'Emilia, il titolo domani dovrebbe essere copiare è il tuo libro, pesa 3 kg e ha fatto rumore. Un bravo imprenditore prima di lodarsi copie migliori, quindi direi che senza dubbio per quanto riguarda le economie funziona. Probabilmente è copiare il sistema Emilia che è la cosa più interessante. Grazie. Luca, l'Emilia è nata sulla via Emilia, come molte imprese, molti sistemi nascono lungo, no, i tracciati viari. Dall'epoca romana a oggi, no, voglio dire, dalla rete, dalla dimensione reticolare del Veneto, dove non c'è soluzione di continuità, all'attuale pedemontana. Tu hai fatto anche uno studio su questo. Quindi nel libro di Franco c'è anche questo aspetto, che è quello della mobilità, che è quello della nascita delle economie lungo le tratte, no? Fino a che gireremo con i camion, non gireremo magari con l'Hyperloop e con le navi, no? Altro tema, quello dei porti enorme, no? Anche quello dei porti. Noi abbiamo il professor Costa, non Giovanni ma Paolo, che ci ha fatto molti pezzi su un tema che non vota, è come la demografia. I porti sono come la demografia, non votano e sono fondamentali, perché se tu conquisti i porti conquisti il mondo. Questo ci insegnano i nostri editorialisti. Quindi ti chiedo quanto l'aspetto, anche sotto il profilo delle cose che ho detto, no? Reticolare, quanto l'aspetto è per una regione come il Veneto, ad esempio, abbiamo parlato dell'Emilia, voglio dire, e anche lì abbiamo accennato al fatto che non sappiamo neanche realizzare una terza corsia fra Padova e Bologna, no? Dopodiché vai a vedere cosa sta succedendo adesso in Emilia Romagna, con l'alta velocità, la gente sta a abitare a Reggio Emilia, prende il treno in 40 minuti a Milano, vivono, dormono a Reggio Emilia, vanno a lavorare a Milano, e quindi c'è questo link sempre più importante, ad esempio, fra l'asse Milano e Bologna, che fra l'asse Milano, Padova, Vicenza, eccetera. No? Quindi come la vedi tu da questo punto di vista? Beh, intanto mi sembra molto interessante questo esercizio di confronti. È talmente interessante che cerchiamo di arrivare a fotografarlo con precisione. Che cosa ci manca dell'Emilia, che cosa noi abbiamo di diverso. Io partirei rovesciando per un attimo il ragionamento, cioè siccome il Veneto non ha avuto il sistema delle multi-utility che si è formato in Emilia-Romagna, il sistema delle fiere, diciamo, è stato organizzato meglio da loro. Beh, insomma, non sono riusciti a fare Bologna-Rimini, però insomma dai. È un po' meglio. Però ci hanno comprati. Rimini ci ha comprato Vicenza, insomma. Noi non abbiamo lo sviluppo dell'economia cooperativa, no, che è stato fotografato nel libro di queste dimensioni qui. Cioè, alla fine io dico, però, insomma, se pur non avendo tutte queste cose, l'industria veneta mantiene comunque questo livello di forza, probabilmente cioè, non è malata. Ecco, non stiamo parlando di una realtà in declino. Teniamo presente però, e qui appunto è utile fare i confronti, che l'Emilia ha strasuperato il Veneto negli ultimi 10 anni
veramente di punti in percentuale significativi in un unico settore, la meccanica e la meccatronica, dove il sorpasso è stato talmente forte, anche se tutte e due crescevano, che ha messo in ombra il fatto che in tutti gli altri settori il Veneto è ancora davanti, dall'alimentare, cioè una cosa come il Prosecco in Emilia non c'è, nonostante il Lambrusco sia una Stanno realtà. recuperando un po' di vini, diciamo così, un po' dismessi Ecco. in passato. Le spiagge di Cavallino Treporti, che è un comune di 12.000 abitanti, superano Rimini come livello di turismo. Cioè noi abbiamo una serie di diciamo virtù dovute anche a un aspetto antropologicamente antipatico che può essere l'individualismo testardo dell'imprenditore veneto, che non possono, diciamo così, essere derubricate solo perché in una fase storica particolare, per fortuna, c'è un'area del paese che ha fatto un'operazione fantastica, cioè l'economia della conoscenza l'ha radicata in un sistema che era quello della meccanica, dell'automotive, del packaging e di tutti i settori correlati, e lo ha fatto con effettivamente una logica di sistema, alleanza con le università, gli investimenti in innovazione, in centri di innovazione importanti. Una cosa che effettivamente come Veneto dobbiamo cercare di capire è che non è possibile che a 100 km di distanza ci sia un pensiero politico per cui arriva il PNRR e riesce, ha una tradizione anzi, no, di coalizione, di coesione istituzionale, per cui presumo che le università e le fondazioni si incontrino con la regione con assoluta familiarità e continuità e portano a casa, lo dice Franco nel libro, no, più di 4 miliardi, no, proprio sugli assi dell'innovazione. Cioè, io dubito che in Veneto ci sia stato un incontro fra le università e la regione sul PNRR. Cioè, penso che su elementi specifici qui a Padova l'università... Vorrei dire una provocazione, ma non c'è neanche fra università e università, perché Esattamente. Bologna è un'università, voglio dire, polo, che non ha paura né di Ferrara né di... Qui abbiamo, anche se Padova è l'università principale, lui ne ha fondata un'altra, Venezia, capito, Verona, però qui, voglio dire, c'è anche un tema di cessioni di sovranità. Penso all'eventuale Politecnico che non si è mai fatto, poi è giusto o sbagliato, non lo so, però il dialogo fra le università mi pare più difficile, proprio perché sono soggetti più competitivi, immagino, e anche magari più forti rispetto alla situazione dell'Emilia Romagna. Esatto, e questo... Cioè, la politica va bene, però ho l'impressione che anche nelle università ci sia questo vulnus, che è quello di non riuscire magari anche su alcune cose e su alcuni aspetti a fare delle cose insieme. Forse poi è la politica che deve magari non metterle insieme. Assolutamente, anche diciamo con alcune vocazioni che sono state diciamo così tradite, perché per esempio la scienza dei dati, cioè Padova ha inventato Infocamere, ha inventato il CERVED, il professor Mario Volpato ha fondato queste strutture e adesso Bologna ha fatto diciamo così ha fatto i big data e noi siamo stati sostanzialmente a guardare. Quindi su questo aspetto sicuramente c'è molto da imitare, da imparare e anche da correggere. Sul fronte appunto dell'impresa invece io penso che arrivati a questo punto la strategia che potrebbe riportare, diciamo così, a un livello di leadership il Veneto sia quella effettivamente di convergere su alcuni, chiamiamoli progetti di medio raggio. Cioè oggi anche la fuga dei cosiddetti talenti dalle nostre università
non è più solo tra le metropoli cool a livello globale, Londra, Amsterdam, New York, Parigi, ma è anche verso aree che hanno la natura di, lui li chiama ecosistemi urbani, no? Di carattere intermedio. Ecco, qui l'Emilia effettivamente presenta delle aggregazioni tra istituzioni, centri di ricerca, università e imprese che hanno una potenza anche attrattiva, no? Che riesce a superare i limiti del nostro modello. Da noi ci sono migliaia di imprese che cercano figure qualificate ai livelli alti, ai livelli intermedi, si diceva persino operai specializzati, e non riescono neanche dal punto di vista comunicativo più a sedurre i giovani che escono dagli istituti tecnici o dalle università STEM, che preferiscono in molti casi andare in Germania o in Svizzera o comunque cambiare paese o in Emilia. Ma l'imprenditore veneto è di manica stretta o sono imprenditori? Perché c'è questa narrazione secondo la quale si dice anche pagateci, i giovani vanno pagati. Qua si paga poco, magari invece alcune imprese pagano di più, tu Roberto le conosci molto meglio di noi questa situazione, e tante altre imprese invece si lamentano tutti, magari pagano un cuoco 4.000 euro al mese perché in effetti poi il mercato è questo, Cioè il mercato è questo, che alla fine voglio dire, se vai a chiedere a un cameriere ti dice mi dai 3.000 euro al mese, mi lasci a casa venerdì, sabato e domenica e io vengo, se no io non vengo. Quindi hai l'impressione che ci sia anche un tema di riconoscimento economico, capito, che va un po' rivisto, cioè bisogna mettere un po' le mani. Vedo che molte imprese, ad esempio in Veneto, usano un welfare che è remunerativo, cioè nel senso che non danno solamente un plus, ma lo fanno per tenersi, capito, gli operai. Quindi, siccome sul giornale più volte noi abbiamo fatto il balletto, il sindacato che dice però pagatile, eccetera, in Veneto i giovani vengono pagati come vengono pagati altrove, oppure abbiamo un problema così, abbiamo un po' di manica corta, di manica stretta? Ecco, Magari mi sbaglio, no, mi sbaglio. Anche su questo ovviamente andrebbe suffragato da indagini scientifiche accurate, e probabilmente con la Fondazione Fabbri presieduta da Alberto cominceremo a farne. Io non penso comunque che sia l'impresa privata il responsabile di questo problema. Cioè, prima nelle differenze mi sono dimenticato di un altro elemento: le banche e le assicurazioni. In Veneto sono fallite o le abbiamo perse, in Emilia hanno dei leader globali e le banche sono in notevole salute, no? Allora, pensiamo alle nostre città. Qua ci sono anche esponenti del mondo bancario. Pensiamo alle nostre città. Se tu hai una città come Padova, come Treviso o come Vicenza o come Verona, in cui non hai più una, diciamo così, crescita di occupazione nel settore bancario, nel settore assicurativo, nel settore dei servizi collegati alla finanza e alle assicurazioni, ma ti sviluppi su che cosa? Abbiamo visto, le città venete negli ultimi 10 anni sono sviluppate sul turismo, cioè Venezia è assolutamente fuori da tutto, no? Ma io vedo anche Padova, dove insomma è diventata una realtà importante. L'esempio del Cavallino è perfetto. Esatto, e il turismo purtroppo è lavoro stagionale, che sia sottopagato o ben pagato. Quando il lavoro è stagionale comunque non fai il reddito che fa un bancario col posto fisso, e hai il problema dei servizi come insomma quello dei rider, no? Che portano, è chiaro che la città va giù. Quindi io penso che la differenza fondamentale fra Veneto e l'Emilia sia la caduta dell'infrastrutturazione urbana in una fase in cui invece l'economia della conoscenza ti obbligava a fare un salto di qualità, e che loro hanno agganciato, mentre noi, diciamo, ci siamo accontentati di questa metamorfosi turistica perché alla fine dà anche un reddito diffuso
e valorizza, diciamo così, una piccola imprenditorialità anche familiare. Una cosa di cui il libro non parla, ma che mi ha molto colpito, è che ho visto una ricerca del Politecnico di Milano che illustrava cos'era successo sulla TAV Milano-Bologna prima e dopo che è stata costruita, e sulla mancata TAV Milano-Venezia. No? Allora, tutti i valori immobiliari delle città sulla tratta Milano-Venezia prima della TAV superavano i valori immobiliari della tratta Milano-Bologna. Dopo che è stata fatta la TAV Milano-Bologna, tutti i valori immobiliari, persino Reggio Emilia oggi supera Vicenza, per dire. Ma è successo un fenomeno ancora più impoverente. Il terziario intellettuale di qualità delle nostre città, con l'assenza della TAV, ha avuto uno spostamento molecolare verso Milano, perché non riusciva in giornata a fare. E invece a Bologna, a Reggio Emilia, a Modena ha resistito in loco. Pensiamo anche, insomma, alle grandi infrastrutture che livello di effetti possono avere su. Grazie. Posso dire una cosa? Certo. So che tra l'altro abbiamo poco tempo e mi Che ora dispiace hai il perché treno tu, Franco? 19:56. Bene, allora facciamo parlare Alberto, poi magari ma concludi solo tu. Sì, sì. perché sono molto curioso su questo tema, perché alla fine le analisi ovviamente sono fatte da persone che non solo capaci, ma anche interessanti anche per il loro punto di vista. Mi chiedo qual è il nuovo terreno di espansione, perché il tema è adesso, io guardo al dopo, cioè io ho già detto, hanno vinto, punto, chiuso. Ma adesso mi interessa molto sapere il 23 in poi qual è il terreno di espansione, perché se è il capitale umano e il capitale umano genera valore, da questo punto di vista, quindi le aziende tutto sommato non guardo neanche nemmeno al fatturato, perché te l'ho detto ci sono delle anomalie in corso che sarebbero da analizzare. Vorrei capire perché la questione fisica non lo è il terreno di espansione. La scala sociale all'interno del posto di lavoro non lo so se lo è. Attenzione, noi abbiamo il 3,2 di disoccupazione in Veneto certificato adesso, cioè, e quindi non è neanche una questione di occupare gli inoccupati. E se ci cominciasse a essere un confronto tra, a questo punto speriamo di riuscire a pagare tutti 2.500 euro al mese gli operai, e chi va a lavorare per l'amministrazione pubblica a 1.300 euro? Cosa succede? Si inciampa, perché tu sai perfettamente che l'amministrazione pubblica con 3 milioni e mezzo più uno di parapubblici con 4 milioni e mezzo non è che possa mettere lì sul piatto 500 euro in più a tutti, salta il banco. Cioè, perché noi se spostiamo tutto sulla parte privata e non cresce il sistema sull'aspetto di valore, non ce la fa. Quindi io mi chiedo veramente qual è il tema di espansione, perché a quel punto là tu puoi stimolare anche l'impresa a dire guarda che è questo, però gli devi cominciare a dire che ci sono dei limiti. Non è un'espansione fisica, cioè tu non puoi fare una fabbrica con 2.000 persone in più e 200.000 metri quadrati in più, non ci sono, punto, chiuso. Ci sono delle aree che in questo momento qui sono finite. Oppure non vai cioè, in aree che non ti Vicenza, interessano, Padova. non vai a Rovigo magari, capito? Sì, ma ci sono aree che ormai sono a vocazione logistica, come ha parlato della via Emilia, c'è un punto di congiunzione che è il Piacentino, che è la più grande area logistica e funziona per un certo tipo di motivo, anche quello diciamo ha giustificato poi un'espansione di alcune industrie. Quindi è una domanda che lascio in sospeso, perché è inevitabile che il valore nuovo sia intangibile, non è più tangibile. Perché il limite nuovo, la cosa molto nuova è questa idea che sia confinato. Disponibilità di materie prime, disponibilità di capitale, disponibilità fisica di espansione. E quindi noi dobbiamo porci i nuovi Andiamo termini. tutti nel metaverso. Allora, l'intangible che parte con estremizzazioni sperimentali, che potrebbe essere metaverso, passa attraverso i dati e il digitale per forza, però ha un elemento molto nuovo, e non è detto che le manifatture classiche ad alta redditività o capacità reddituale siano quelle più propense a comprendere come si aumenta il valore attraverso questo. Cioè, fanno prima andare in America, però, dove l'espansione c'è. Attenzione, perché si virtualizza quando c'è il tema, che è una grossa difficoltà, quando l'elemento del valore diventa virtuale, d'accordo? Tu lo posizioni ovunque, quando diventa cloud, lo posizioni ovunque dove ti conviene, dove ti costa meno, dove ci sono più finanziamenti, dove ci sono i finanziamenti che poi generano. Quindi attenzione, perché noi che conserviamo la manifattura perché è legata al territorio,
conserviamo alcuni settori che sono fortemente legati al territorio, il Prosecco lo fai solo qui, punto. Se tu a questo punto ci dite che il terreno di espansione è intangible, dobbiamo chiederci come si fa a conservarlo in questi territori prossimi, microscopici, che valgono la metà di una città grande, un quarto di una città grande cinese. Quindi devo dire la verità, è interessante il dibattito perché tutto sommato fa parte di un libro di storia. Non sono proprio così sicuro che si possa prenderlo come modello per replicare, anche se mi piacerebbe, ma e quindi non è una critica, perché tutto sommato io ho questo dubbio. Prima di ridare la parola a Franco, volevo fare... Meno male che noi giornalisti forse potremmo rimanere perché potremmo raccontare questo cambiamento. Quindi se la gente vuole capire e leggere come il mondo cambia, continuerà a comprare i giornali, mi auguro. Sei autopromosso. Esatto. No, volevo proporre... È una speranza che andrà delusa. Volevo proporre a Franco un altro esercizio, è l'ultimo. Il Veneto ha un dossier Intel, quindi americani, che non si sblocca. Avete notizie voi su questo? Emilia Romagna ha avuto per lungo tempo, anche con un'azione di sistema, il dossier della macchina elettrica cinese. È andato anche quella? No, capire può succedere. Da due esempi negativi se è la geopolitica, se appunto l'azione di sistema poi ha anche un limite assolutamente globali, che questi andare in Italia, andare in Francia o in Gabon. Intanto insomma vale sempre... Tira anche le conclusioni, già che sì, altrimenti no, perdi ma il infatti treno. ti ringrazio, mi dispiace dover correre, ma purtroppo domani Ancora 10 minuti. c'è la presentazione programmata a Parma, poi ho lezione domattina e non ho potuto fermarmi a dormire a Padova, cosa che avrei fatto volentieri anche per stare qui una mezz'ora in più. Però vale sempre veramente, Alessandro, la vecchia regola, che discutere di una cosa sulla quale magari hai molto lavorato, perché le ore vere di lavoro sono quelle per scrivere gli editoriali e mandarteli spesso il sabato, perché io sono affezionato al domenicale, lui lo sa, a me piace l'editoriale il sabato sulla domenica. Non solo tu, non solo tu. E discutere con persone così, intanto abbiamo allargato il campo, il libro non è un libro di confronto fra Emilia, Lombardia e Veneto. Loro mi hanno aiutato ad aprire alcuni filoncini che poi nel prossimo futuro, in un eventuale aggiornamento del libro o in una cosa che si possa fare assieme, perché abbiamo la fortuna che nel nuovo triangolo industriale che il nostro comune amico Dario Di Vico ha così ben descritto nella sua inchiesta del marzo 2018, Milano di essere narrata, raccontata, sviscerata non ne ha bisogno, c'ha i riflettori sempre puntati, c'ha una rete di università pazzesca, c'ha il Corriere della Sera in via Solferino. Il Veneto e l'Emilia hanno bisogno di una, e quindi chissà che non nasca l'idea di un qualcosa insieme, anche di una narrazione. Sì, di una narrazione. Beh, questi sono devo dire che in particolare il Veneto è un Veneto che non ha mai avuto, tanto non c'è mai stata un'autonarrazione, proprio per questo profilo degli imprenditori che si nascondono, nascondono per un timore, o perché hanno paura della Guardia di Finanza, o perché hanno paura di farlo vedere che fanno troppi soldi, proprio, ma anche come con questo grandissimo ritegno. Questo non adesso, negli ultimi 20 anni le cose sono molto cambiate. Il problema è che probabilmente qui in Veneto non abbiamo neanche avuto, e dico una cosa contro di me, un giornale nazionale. Certo. Perché senza un giornale nazionale tu non fai narrazione. Se tu sei polo, sei un hub, la fai. Qui per fortuna noi siamo il Corriere, comunque, che è la seconda piazza della Corriere della Sera per vendita di copie, quindi viviamo, però non è che vendiamo, capisci, 50.000 copie, 200.000 copie. Quindi il tema della narrazione è un tema enorme, per cui qua più si fa ma non si parla. Per cui il tema della narrazione, chi ha raccontato, chi racconta, voglio dire, no, le imprese di oggi, sì, poi siamo noi, ci sono altri giornali, facciamo gli inserti, ma c'è come se ci fosse stata una paura di autoracconto. E questo è uno dei grandi limiti
dell'anarchismo anche veneto, perché nascondo quello che faccio. Poi, per carità, a livello di Confindustria, allora lì siamo a un livello un po' più soggettivo, più alto, per cui c'è questo tema importante, ma anche l'Emilia-Romagna è un deficit di racconto. I due lati, diciamo, più corti del triangolo, quello là è grande, 9-10 milioni di abitanti, la grande Milano, i due lati da 5 milioni e da 4 milioni e mezzo, se si mettono insieme su un certo narrare le cose, magari 1 più 1 finisce per fare 2,5. Le provocazioni in senso buono. Allora, è chiaro che, adesso vedo qui Giovanni Costa, che appunto ci scambiamo i rispettivi editoriali e altri libri, grazie sempre a Filiberto, li abbiamo presentati proprio con lui. Cioè è chiaro che se la vogliamo mettere dalla parte nobile della letteratura economica, io insegno una materia molto economia industriale, quindi però insomma alla fine in un libro così e in tanti altri la domanda di fondo è: che cos'è che fa la ricchezza di una città, di una regione, di un paese? È chiaro che questa è la domanda più difficile che c'è nella teoria economica, e da Adamo Smith, sono i 300 anni dalla nascita proprio quest'anno, in poi si sono cimentati su questa domanda: che cos'è che fa la ricchezza di una nazione, le migliori menti possibili e immaginabili. Venendo all'oggi, il grande cambiamento degli ultimi, diciamo, 30-40 anni è quello che i nostri colleghi che insegnano macroeconomia insegnano agli studenti del secondo anno di qualunque facoltà di scienze sociali, in particolare di quella che si chiamava economia e commercio. Cioè, mentre fino a un certo punto valeva la teoria della crescita esogena, cioè il ritmo di crescita dipendeva dalla quantità di capitale installato, adesso vale la teoria della crescita endogena. Nel libro, fra gli altri, cito Philippe Aghion, che è questo straordinario economista francese che insegna ad Harvard, che ha preso la lezione schumpeteriana e l'ha resa attuale e moderna. Nella teoria della crescita endogena c'è l'importanza degli investimenti in conoscenza. Concludi, sì, perché facendo una cosa per te, siccome è il treno e devi firmare le copie. No, non posso, le torno a firmare. Volevo dire che questa cosa della teoria della crescita endogena dà centralità agli investimenti in conoscenza. Alberto ha citato gli intangibles, è un altro modo di chiamare questo. Luca ha detto: guardate che sulla manifattura tante eccellenze venete sono sopra quelle emiliane, solo nella meccatronica più digitale. Ecco, allora io concludo rispondendo con una delle citazioni a cui sono più affezionato e che sta all'inizio della parte 1, che è la più ponderosa del libro. Carlo Mario Cipolla credo non abbia bisogno di presentazioni, è stato il più grande storico dell'economia italiano e assieme a Brodel forse del mondo. In questo suo straordinario libro Le macchine del tempo, in cui racconta come l'orologio è nato, scrive, e con questo chiudo, così rimandiamo poi a un'altra volta, un'altra discussione. Veniamo tutti domani a Modena. La ricchezza principale dei paesi più progrediti era costituita dalla loro riserva di capitale umano, vale a dire dal numero e dalla qualità relativamente elevati di imprenditori e artigiani. Questo capitale era nello stesso tempo risultato e fattore dello sviluppo, e per tutto il Medioevo e il Rinascimento governanti e amministratori si occuparono e si preoccuparono non solo delle importazioni e delle esportazioni di generi alimentari e metalli preziosi, ma anche dell'immigrazione e dell'emigrazione di tecnici e artigiani. Sostituiamo tecnici e artigiani con le parole del terzo decennio del XXI secolo e abbiamo un abbozzo di risposta. Grazie. Grazie Franco Mosconi, Alberto Baban, Luca Romano, grazie a voi.